12 in punto, noi siamo in diretta con Focus TG. Buongiorno da Alex Giuliano e Sharon Di Carlo. E allora anche oggi noi vi terremo informati in diretta fino alle 13:30 con tante notizie dal territorio, cronaca, attualità, collegamenti, insomma Sharon, il nostro solito consueto menù ricco di Focus TG. Partiamo subito, come di consueto, con la cronaca e torniamo a parlare del tragico incidente che è costato la vita a un ragazzo di 17 anni a Pieve del Grappa. Vediamo tutto nel servizio. Aveva soltanto 17 anni e una grande passione per le moto e i motori. La giovane vita di Vittorio Piva si è spezzata nel tardo pomeriggio di ieri mentre stava provando la moto di un amico. La tragedia a poche centinaia di metri da casa, in via Montenero, a Pieve del Grappa. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, lo studente ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi prima contro questo muretto di recinzione, poi contro il palo dell'illuminazione pubblica. L'impatto è stato molto violento. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del SUEM di Crespano e l'elisoccorso da Trento. Per Vittorio però non c'è stato nulla da fare. La notizia della morte del 17enne si è diffusa velocemente in paese dove la famiglia Piva è molto conosciuta. Sono commosso perché l'ho visto nascere e crescere questo ragazzo, è un bravo ragazzo, un bravissimo ragazzo, gentile, educato. Mi dispiace. Vittorio studiava all'Istituto Agrario Parolini di Bassano. L'altra sua grande passione, oltre ai motori, era proprio la campagna, ma amava anche la musica e suonava con i genitori nella filarmonica di Crespano. Un bravo ragazzo, attivo nella comunità. Lo ricorda così il sindaco Annalisa Rampin, arrivato sul luogo del tragico incidente. Sono quelle cose che non dovrebbero succedere e che lasciano una comunità sconvolta. Oltre ai familiari è chiaro che quando è una giovane vita a rimanere sulla strada è sempre una vita di troppo che la strada ci porta via, per cui siamo vicini a tutta la famiglia, alla mamma e al papà in particolar modo, perché perdere un figlio così è inumano e non è giusto. Una morte drammatica, quella del giovane Vittorio, ed è di questa mattina la notizia della data del funerale che sarà celebrato lunedì 14 marzo alle ore 15 nel patronato di Crespano adiacente al Duomo, e invece questo sabato, quindi il 12 marzo alle ore 20:15 nel Duomo di Crespano ci sarà una veglia per Vittorio. E noi continuiamo con la cronaca, purtroppo ancora cronaca nera, perché torniamo a parlare del giallo, ci spostiamo a Vicenza, giallo del cadavere rinvenuto nella roggia di Oma. Ebbene, le indagini hanno portato all'identificazione dell'uomo. Sciolto il mistero sull'identità dell'uomo trovato senza vita la mattina dell'8 marzo nel corso d'acqua che scorre sotto il cavalcavia di Ponte Alto, poco lontano dal centro di Vicenza, in direzione Verona. Si tratta di Fiu Ionel Pavel, 37 anni, romeno, senza fissa dimora. A darne notizia, dopo le indagini svolte, il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Vicenza. A fare la macabra scoperta, segnalando la presenza del cadavere immerso nel torrente di Oma, erano stati degli operai impegnati nel cantiere per i lavori sulla rete idrica, lanciando subito l'allarme. Immediato l'intervento dei carabinieri, il personale del SUEM e una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero della salma e lo zaino di proprietà della vittima. Continuano invece le indagini sulle cause della morte. Per definirle si attende l'esito dell'autopsia, anche se l'ipotesi più probabile resta quella della morte per annegamento. E ieri c'è stato un grande incendio, un incendio di vaste proporzioni a Bassano, momenti di panico, momenti di paura. Te ne sei occupata proprio tu, Sharon, eri lì sul posto. Sì, Alex, siamo arrivati proprio all'inizio dell'incendio, più o meno erano le 15:30, c'era un fumo altissimo, più di 30 metri di fumo, e abbiamo anche intervistato qualche residente perché c'è stata molta paura. Vediamo le immagini. Siamo qui a Bassano, in particolare a Sarson, perché come vedete alle mie spalle un incendio, è andato a fuoco il magazzino di un'azienda e come vedete i vigili stanno intervenendo in questo momento. Guardate il fumo.
Eravamo dentro in casa e non ci siamo accorti di niente. È venuta la ragazza che abita là a dirmi ma c'è fuoco fuori, c'è fuoco. Siamo andati fuori, già il fuoco era alto. Mi sono messa la mascherina perché come vedete alle mie spalle il fumo è molto alto e molto intenso ed è arrivata una seconda macchina, un secondo mezzo di vigili del fuoco che come vedete stanno cercando di spegnere le fiamme che proprio sono nel secondo edificio della tappezzeria e tendaggi. La situazione come vedete si fa sempre più delicata, sono arrivati altri 3 mezzi dei pompieri perché nel capannone non coinvolto c'è del materiale infiammabile. Vi abbiamo lasciato con delle immagini molto delicate su quello che stava succedendo, però adesso qualche aggiornamento su poi com'è andata. Pare sia partito dall'incendio di un cumulo di sterpaglia, il rogo che giovedì pomeriggio ha distrutto parte di un capannone adibito a magazzino di una ditta di tappezzeria a Sarson di Bassano. Oggi si fa la conta dei danni, anche se è stata evitata la distruzione di tutto il materiale stoccato, molto del quale fortemente infiammabile. Massiccio infatti l'intervento dei vigili del fuoco arrivati dal locale di staccamento e Vicenza con 2 autopompe, 2 autobotti, l'autoscala, 14 operatori. Hanno spento le fiamme che hanno intaccato soprattutto il tetto in legno per oltre metà della copertura dell'edificio di 250 metri quadri. E adesso da Bassano ci spostiamo nel Trevigiano, continuiamo con la cronaca, andiamo a parlare dell'omicidio-suicidio di Casale sul Sile. Domani si terranno i funerali dei coniugi trovati morti lo scorso 2 marzo. Dopo lo shock è il momento del cordoglio e dell'addio. Si svolgeranno domani 12 marzo a Marcona alle 10 in chiesa parrocchiale i funerali di Franco Gellusic e della moglie Flora Mattucci, i pensionati 72enni trovati senza vita nel pomeriggio dello scorso 2 marzo all'interno della loro abitazione di Vicolo Tognolo a Casale sul Sile. A fare la tragica scoperta una delle figlie che da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo ha assassinato la moglie mentre era prona sul letto con una coltellata alla schiena all'altezza della scapola. Poi, dopo aver affidato ad un foglietto le motivazioni del gesto, si è impiccato in garage. I corpi sono stati sottoposti ad esame autoptico che avrebbe fissato il decesso da almeno 3 giorni prima del loro ritrovamento e sono stati invece fissati per il 15 marzo nella chiesa parrocchiale di Treville i funerali di Andrea Stocco, il 44enne castellano, ex calciatore del Giorgione, morto in un tragico incidente in Marocco, dove si era trasferito nel 2008 con il padre per avviare un'attività di carpenteria. L'uomo è stato travolto da un camion durante dei lavori. I familiari hanno dovuto affrontare un vero e proprio calvario di pratiche e cavilli burocratici prima di riuscire a riportare in Italia il loro caro. La salma è atterrata nelle scorse ore all'aeroporto di Venezia. Nei giorni scorsi vi abbiamo fatto vedere il caos sulla tratta Padova-Bassano all'altezza di Cittadella con passeggeri abbandonati sui binari e tra queste persone anche qualcuno con difficoltà motorie. Abbiamo ascoltato proprio la voce di questi passeggeri. Con la frase "il treno è soppresso dalla stazione di Cittadella" noi siamo rimasti là tutta l'ora. Non avete capito perché? Non si è capito, anche perché immediatamente dopo che ci hanno bloccato è arrivato un treno da Bassano, per cui io mi sono affrettata a chiedere al macchinista: ma scusi, se scendono da Bassano saliranno anche? E la giustificazione è stata: sì, ma saremmo arrivati in ritardo e quindi il treno successivo avrebbe avuto degli altro ritardo a scendere, per cui diciamo che per l'organizzazione è meglio che ci si fermi qua. Ma io che sono datata, so che i treni come i pullman servono per collegare. Questo disagio non era la prima volta che accadeva, è stato già almeno 3 volte, creando questo disagio alle persone che lavorano. Io chiedo che innanzitutto non ci sia questo senso di disinteresse nei confronti, che sappiano che ci sono necessità della cittadinanza, perché è l'unico collegamento che si ha, è inutile negarci, abbiamo delle strade infime.
è un problema nostro, ma è un problema delle ferrovie. Deve solo fare degli equilibri economici perché deve mettere 2 treni che salgono e scendono, non va bene, è un servizio. E adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità, però Sharon è giusto anche ricordare, ieri è stata una giornata importante per il mondo dell'informazione, per il nostro network, per dunque Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est. Perché? Perché c'è stato il famoso switch off, ne abbiamo sentito parlare tanto. Finalmente Alex, ne abbiamo parlato tanto. Finalmente insomma è diventato realtà, quindi è cambiato anche la numerazione dei canali dove potete vedere, restare aggiornati e seguirci. Antenna 3 al 10, Rete Veneta al 14 e Tele Nord-Est al 18. Per chi insomma non avesse ancora provveduto ad aggiornarsi, tutto molto semplice, Sharon, insomma basta così risintonizzare i canali e magari insomma le persone che non hanno tanta familiarità con la tecnologia possono... Oppure ci possono chiamare, così glielo spieghiamo meglio. O ci chiamano, oppure possono avvalersi magari dell'aiuto, non so, di qualche amico, di qualche parente, di qualche conoscente, insomma qualche giorno ancora, un po' di pazienza e poi insomma tutto rientrerà nella normalità, nella consuetudine. Adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità, rientriamo con ancora tanta cronaca, tanta attualità. A fra poco. A tra poco. Sono le 12:14, bentornati in diretta con Focus TG, vi terremo compagnia fino alle 13:30 per tenervi informati su tutto quello che sta accadendo nel territorio. Alex, di cosa parliamo adesso? Sharon, insomma, attualità sempre all'ordine del giorno qui a Focus TG, perché insomma non possiamo non aprire un ampio spazio dedicato al rincaro dei costi dei carburanti, della benzina e quant'altro, prezzi che stanno letteralmente arrivando alle stelle. Vediamo nel prossimo servizio. L'aumento dei prezzi dei carburanti sembra non fermarsi. Frantumata la soglia psicologica dei 2 euro al litro, oggi a Padova i prezzi sono questi, con alcuni tipi di benzina che al servito superano anche i 2,6 euro al litro. Una situazione che può portare anche a un blocco dell'autotrasporto. Gli autotrasportatori, che sono la categoria con cui lavoriamo maggiormente, pensano a un fermo. La settimana prossima pensano di fermarsi. I problemi non sono solo per l'autotrasporto, anche i normali cittadini devono fare i conti con rincari che sembrano non finire. Non sappiamo più come difenderci qua. Non riesco a capire perché aumenta proprio il prezzo della benzina. Poi possono aumentare, ok, dato che c'è un problema di guerra, gas e questi possono aumentare, ma perché aumenta la benzina? Cosa dobbiamo recuperare? Cioè adesso ci crea un problema non da poco, io ho aziende che sono disperate su questo, oltre che per il problema delle materie prime. È un aumento un po' troppo esagerato dal mio punto di vista, perché ho visto cartelli precedenti 2,30 euro, altri a 1,90 euro, quindi secondo me c'è anche un po' di speculazione sopra. Il problema è ogni giorno si salta su, non lo so dove arriviamo così. Le associazioni di categoria hanno richieste dirette e decise al governo. Noi chiediamo che si blocchino le accise e si sterilizzi l'aumento dell'IVA, che è aumentata con l'aumento che va in percentuale. Per aiutare una categoria che sta già soffrendo da dicembre dell'anno scorso. E se il governo non interviene, i padovani hanno già una soluzione. Ancora un po', bisogna prendere una bicicletta e pedalare. Insomma farebbe bene anche, no? Farebbe bene alla salute. Farebbe bene a tutti. Adesso Sharon, ci spostiamo a Chioggia, anche lì problemi relativi proprio al rincaro dei costi del carburante. Eh sì, perché i pescatori sono scesi in sciopero, hanno consegnato le proprie licenze addirittura ai sindaci in segno di protesta, quindi i pescatori di Chioggia e Porto Tolle denunciano la crisi di un intero settore a rischio collasso a causa appunto dei rincari dei carburanti.
I pescatori di Chioggia e Porto Tolle consegnano in fila le proprie licenze di pesca ai rispettivi sindaci. È un gesto simbolico di protesta contro un caro gasolio che sta provocando una crisi gravissima al comparto. Quanto tempo fa questo mestiere? 60 no, ma 59 sicuri. Ha mai visto una situazione del genere? Mai visto una cosa del genere, mai. Si rischia la chiusura di tante aziende e il collasso di un settore che ha un peso economico ed occupazionale enorme. La consegna delle licenze segue la decisione dei pescatori di scendere in sciopero per una settimana. In un mese normale, un marzo normale, il mercato ittico fattura 3 milioni e mezzo di euro. Stare chiusi una settimana, di fatto comunque una riduzione di questo tipo significa perdere tra i 700 e gli 800 mila euro solo in una settimana. La filiera dell'ittico è a rischio. Da Chioggia a Rovigo ci sono circa 8.000 aziende, 1 miliardo di fatturato. Questi sono i dati. La manifestazione di protesta è avvenuta sotto i portici del municipio di Chioggia. I sindaci sono schierati a fianco dei loro concittadini in una battaglia che in molti temono né breve né facile. I sindaci sono in trincea, è chiarissimo che i sindaci sono in trincea, però ho detto che dalle retrovie devono arrivare gli aiuti, altrimenti i sindaci non riescono a dare risposte. Dobbiamo avere il diritto e il dovere di poter aiutare i nostri cittadini e in questo caso un settore importantissimo come quello della pesca, con risposte concrete che devono arrivare da Roma. Credo che per quanto riguarda il carburante la sospensione delle accise sarebbe già una risposta fondamentale per abbassare il costo e poi trovare quegli aiuti come è stato fatto già in un primo decreto legge, in un primo emendamento, trovare quegli aiuti che possano sostenere il mondo economico. Bisogna agire bene e subito, dicono tutti, le conseguenze altrimenti saranno veramente gravi. Adesso come adesso quel caro gasolio non lo so se ce la facciamo a mantenere il minimo garantito per i marinai. Adesso lunedì usciamo in mare, andiamo a vedere la pesca quello che sarà, i prezzi del mercato quelli che saranno, fine settimana faremo i conti, ci riuniamo un'altra volta e là decideremo cosa fare. Che siamo andati in un pareggio della nostra azienda, un periodo in negativo, in perdita e adesso diventa difficile, quasi impossibile continuare la nostra attività. Si rischia la chiusura dell'azienda. Le barche restano in riva e se non ce la fai non puoi prendere 500 e spendere 4,50. Quella del caro benzina sta generando una vera e propria crisi economica. Adesso vi leggiamo insieme un'ANSA arrivata questa mattina. A partire dal lunedì prossimo, quindi 14 marzo, le aziende di autotrasporto sospenderanno a livello nazionale i loro servizi per causa di forza maggiore, e cioè l'esplosione dei costi del carburante. Ne dà notizia Trasporto Unito, che precisa che non si tratti di uno sciopero né di una rivendicazione specifica, bensì di un'iniziativa finalizzata a coordinare le manifestazioni sullo stato di estrema necessità del settore. E adesso, Sharon, noi continuiamo a parlare del caro benzina, ma anche del forte aumento delle materie prime, dei generi alimentari. Come sempre, come sapete, insomma, Rete Veneta dà spazio e voce ai cittadini. Noi siamo andati proprio in mezzo alla gente, in questo caso a Treviso, per sentire come i trevigiani stanno attraversando questo particolare momento di difficoltà economica. Lunedì prossimo siamo giù in Romagna perché ci approvvigioniamo lì per quanto riguarda soprattutto le farine. È chiaro che facendo una piedina quello è. Non so assolutamente a che prezzo andrò ad acquistarlo, quindi faccia lei. Bisogna cercare in tutti i modi di ottimizzare comunque sia la produzione che il servizio, in modo da non andare a incidere pesantemente con aumento dei prezzi sulla clientela. Comunque sempre peggio secondo me, perché se non hai il gas è la corrente, se non hai la corrente sono tutte le spese e le tasse che abbiamo per tutto, invivibile ormai, una tristezza, una delusione totale. Bisogna ridurre le spese e cercare di scaldarsi di meno, ci sta in casa col piumone, così risparmi sul metano. Quindi lei adesso in questo momento sono cambiate un po' le sue abitudini? Il bello che sono in pensione e devo tirare la cinghia un po'. Lei è disposta a fare qualche sacrificio? Indubbiamente, per forza, non possiamo fare altro, non abbiamo alternative, fare sacrifici e basta. Non avrei mai pensato di trovarmi in questa situazione, però ci sono, devo affrontare la realtà. Questo è. E bisognerà fare in qualche modo. Molto male. Io devo ancora riceverle. Comunque arriveranno. Lei lo sta affrontando male? Ho un po' i termoscifoni, questo veramente di sicuro, almeno a casa mia. Quindi si cambiano anche le abitudini? Beh certo, si cambiano le abitudini, sì. Cambiato stile di vita?
Momentaneamente no ancora, ma certamente se bisogna farli li facciamo. Risparmiare un po' prendendone un pochino meno e poi non possiamo fare niente. Speriamo in tempi migliori sicuramente. Ma siete disposti quindi a fare dei sacrifici? Per forza, come si fa se no? Per forza. Ad esempio che cosa avete rinunciato? Come è cambiato lo stile di vita vostro? Vabbè, non andiamo più fuori a mangiare al ristorante, anziché comprare 2 cose ne compriamo una e molte cose le facciamo in casa. Magari una bistecca in meno, ma il pane non rinuncio sicuramente. Anche perché il toscano con l'olio sopra un po' di sale è uno spettacolo, quindi. Adesso continuiamo a parlare di questo argomento, sentiamo cosa ci dice, cosa ci racconta il nostro collega Nicola Marcato. Qual è il prossimo servizio? Cresce il sospetto che non si tratti, questa mancanza appunto dell'olio di semi negli scaffali dei supermercati, e cresce un po' il sospetto che non si tratti di una mancanza di approvvigionamenti dall'Ucraina, ma il sospetto è diverso, vediamo. Cioè, quindi se me ne servono 3 non posso soffrirne? Cioè, non so neanche cosa, cioè non ci sono neanche parole. Incredulità e sconcerto ha creato il cartello esposto in un supermercato della grande distribuzione di Treviso. È consentito l'acquisto massimo di 2 bottiglie di olio di semi per ciascun cliente. È aumentato di 30 centesimi. Senta, e vendono solo 2 bottiglie a testa? 2 bottiglie a testa, perché probabilmente i fornitori non ci sono più. Con la chiusura del porto di Odessa mancano gli approvvigionamenti, l'olio di semi negli scaffali inizia a scarseggiare. Cresce il sospetto che l'acquisto non sia solo per la cucina, visto l'incredibile aumento del prezzo dei carburanti. Già in passato qualcuno ci ha provato per risparmiare e fare andare le automobili a gasolio con olio di colza e di semi. Non mancano nei social media le dimostrazioni messe in atto da alcuni automobilisti. Quando la metti parte il tuo motore, quando la paghi. Il mio meccanico di fiducia mi ha detto che si può diluire il gasolio. I meccanici avvertono. Ma innesca, grossissimi problemi di inquinamento, possono diventare che pericolose, dal lato economico, perché possono creare ulteriori danni alla propria meccanica del motore, quindi la conseguenza è risparmio il carburante, pago l'autoriparatore, qualcuno che mi ripari l'auto dopo, quindi non ho più un risparmio, ho solo un danno. Da allora i motori diesel sono profondamente cambiati, migliorando la combustione del gasolio e riducendo quindi le emissioni. Se una volta un motore digeriva sensibili variazioni della composizione del carburante, con l'olio di colza e simili, oggi è un rischio che si può pagare a caro prezzo. I nuovi motori sono disseminati di sensori sensibili a variazioni di funzionamento, creano messaggi di errore e avarie. Gli esperti lo sconsigliano. Se io risparmio un litro di olio e dopo 50 litri di olio bruciato devo cambiare un catalizzatore da 1.000 euro, non so dov'è il risparmio. Ed ora qualche minuto di pubblicità, ma rimanete con noi perché in studio ci ha raggiunto un ospite. A tra poco. E allora Sharon, rieccoci in diretta, siamo qui, sono le 12:28, ci ha raggiunto in studio un graditissimo ospite, scopriamo insieme chi è Riccardo Poletto, consigliere comunale di Bassano del Grappa, ex sindaco di Bassano. Buongiorno Poletto. Buongiorno a voi, grazie. Però Sharon adesso non cediamo subito la parola al nostro ospite, ma facciamo aspettare un po'. Lo facciamo aspettare, ma aspetta volentieri, insomma, perché è in buona compagnia. Siamo in buona compagnia perché ci colleghiamo proprio da Bassano con la nostra collega Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara, di cosa ci parli oggi da Bassano? Buongiorno Alex e buongiorno anche a Sharon, buongiorno anche a Riccardo Poletto e a tutti i telespettatori soprattutto. Noi abbiamo fatto un giro con il collega Andrea Benetti per capire come saranno le nostre tasche. Siamo partiti dai benzinai e sinceramente davvero la sensazione è una sensazione di grande pesantezza nelle tasche dei cittadini, ma soprattutto nelle tasche di camionisti, di rappresentanti, di persone che con l'auto e con il mezzo di trasporto ci lavorano. Abbiamo incrociato un rappresentante, ci ha detto: se continua così io penso di lasciare l'auto in garage, aumenti che toccano davvero i portafogli delle persone, anche di 50 euro al mese con pieni che davvero sono diventati molto molto pesanti. Poi c'è
c'è la sensazione psicologica del superamento dei 2 euro al litro con il gasolio che costa più della benzina. Pensate, un camionista non solo non ha voluto avvicinarci, ma addirittura era molto rigido quando ci siamo avvicinati noi, nel tentativo appunto di capire che cosa, quanto avrebbe speso per caricare il serbatoio del suo camion. Ed è anche corsa al gasolio perché ce n'è ancora, ma alcuni distributori ci hanno raccontato che potrebbe iniziare a scarseggiare, probabilmente dettato proprio da questo, il fatto che il prezzo del gasolio in questo momento è più alto rispetto al prezzo della benzina. Ovviamente c'è una differenza tra i gestori delle pompe, insomma, che fanno parte di compagnie, quelli di pompe bianche che riescono insomma a gestire anche l'acquisto in modo diverso. Resta comunque il dramma di un prezzo molto molto alto per quanto riguarda i carburanti e l'altra cosa insomma che ci ha lasciato insomma con questa sensazione molto pesante è il fatto che non si sa per quanto questa cosa potrà durare. La cosa invece buona, perché se possiamo insomma è stata un po' a due facce la nostra mattinata, la mattinata appunto che abbiamo condiviso tra Bassano e dintorni. La cosa positiva è che invece siamo entrati in vari locali per capire se il prezzo aumentato del costo dell'energia elettrica, del gas, ma anche della stessa materia prima avrebbe portato rincari nei locali, nei ristoranti, nei bar del centro di Bassano. Ecco, su questo fronte possiamo dare un segnale tranquillizzante, anche un segnale di speranza. Nessuno ha intenzione di ritoccare i prezzi, se non di qualche piccolo aggiustamento. Soprattutto non dovrebbe aumentare, almeno nei prossimi mesi, uno dei prezzi simbolo, cioè quello della tazzina di caffè, che resterà tra 1,10 € e 1,20 € a seconda dei locali. Questo perché tutti stanno attendendo la stagione che arriva, quindi la primavera e l'estate. Già si vedono i primi turisti, i segnali sono molto positivi per quanto riguarda i fine settimana, con l'arrivo di turisti che vengono soprattutto dal Veneto, tanti ragazzi ma anche tante persone che vengono a fare il giro in questa splendida città, nella splendida città di Bassano, e quindi si aspetta l'arrivo dei turisti anche stranieri. C'è già qualche tedesco, ci dicevano i gestori dei locali, che sta arrivando, quindi si aspetta il caldo, la bella stagione per avere una stagione veramente positiva dopo 2 anni di pandemia. Ci stai dicendo che la pausa caffè comunque è salva? Ma parrebbe di sì. Per il momento nessuno ci toglie il caffè, dai. Salviamo la pausa caffè. Sdrammatizziamo un attimo e Sharon, io direi di lasciare al suo lavoro, insomma, la nostra collega Chiara Gaiani insieme ad Andrea Benetti. Chiara, ti salutiamo, grazie. Ciao Chiara, a dopo. Grazie a voi. Grazie per il tuo collegamento. Noi rientriamo in studio e coinvolgiamo subito nel dibattito il consigliere Poletto, perché insomma si parlava di questo rincaro dei costi del carburante. Sì, ne approfitterei per fare una domanda al consigliere. Assolutamente. Abbiamo visto la situazione molto complessa dei trasporti, per esempio MOM a Treviso stanno cancellando delle corse. Qual è la situazione invece nel territorio bassanese? Ma il territorio bassanese dal punto di vista del trasporto scolastico è molto particolare, perché Bassano, essendo eccentrica rispetto alla provincia di Vicenza, della quale fa parte, noi come scuole superiori abbiamo SVT sicuramente per la provincia di Vicenza, ma abbiamo anche MOM con la Pedemontana Trevigiana e anche Italia Bus con l'Alta Padovana. Per cui quando si tratta di mettersi al tavolo con i gestori del trasporto pubblico locale è più complesso qui paradossalmente che non a Vicenza, dove c'è fondamentalmente soltanto SVT. Io sono un po' preoccupato perché già in epoca di pandemia abbiamo assistito a un arretramento rispetto al trasporto pubblico, quindi molte famiglie che sostanzialmente sceglievano per timore del contagio di portare a scuola i ragazzi in auto, magari mettendosi d'accordo anche tra più famiglie, ed evitare l'abbonamento dell'autobus. Questo però ha almeno un contraltare importante, forse anche 2. Primo, che aumenta moltissimo il traffico, quindi abbiamo fatto di tutto in questi anni per ridurre il traffico nella zona centro studi, ma anche nella zona di Via 11 febbraio, e questo rischia di invertire un po' la rotta. Poi diminuisce anche un po' l'autonomia dei ragazzi, soprattutto quelli del biennio, della prima e della seconda, che devono cominciare e imparare anche ad arrangiarsi, a socializzare nell'autobus, a vivere anche quel momento, insomma,
senza i genitori appresso, con il gruppo di loro pari. Però se gli aumenti dovessero continuare, ma soprattutto stabilizzarsi, perché il timore non è tanto che ci siano degli aumenti dettati da questo tempo di guerra, ma che questi aumenti poi possano rimanere tali o che le diminuzioni siano poco significative. Temo che poi le famiglie fanno i conti con i portafogli e le ditte difficilmente potranno non ritoccare i costi dell'abbonamento, a meno che non arrivino degli aiuti statali molto significativi. Ecco, ricordiamo che il consigliere Poletto è anche un insegnante, quindi insomma ha padronanza della cognizione di causa, insomma, della situazione, sia per quello che riguarda appunto il trasporto, in questo caso faceva riferimento al trasporto scolastico, ma Sharon... sì, sono curioso di fare una domanda riguardo. Assolutamente. Come sta reagendo questa nuova generazione a una guerra così vicina? Cosa dicono gli studenti? Beh, la cosa è molto particolare, perché noi li abbiamo sempre considerati dei ragazzi cresciuti ovviamente in tempo di pace, ma anche all'interno di società molto benestanti. E si sono confrontati in 2 anni con le 2 piaghe storiche che normalmente incontravano i libri di storia, la pandemia, che mai avremmo immaginato di dover affrontare in prima persona, ripeto, sono cose che studi, la peste del 300, la peste del 600, la spagnola e via dicendo. E oggi anche la guerra, non la guerra lontana, che comunque è un dramma, una tragedia enorme, ma viene emotivamente vissuta in maniera diversa, ma una guerra in Europa, al cuore dell'Europa. Quindi sono 2 cose che normalmente erano abituati a incontrare nei libri di storia, ripeto, e che oggi invece incontrano direttamente. Io li vedo abbastanza forti, abbastanza resilienti. È vero che la pandemia ha segnato molto, soprattutto dover stare chiusi in casa per settimane, mesi interi, e abbiamo un picco di disagi psicologici di vario genere a causa di questa mancanza di socialità che c'è stata negli anni precedenti. La guerra la stiamo affrontando sia dal punto di vista della solidarietà, molti ragazzi chiedono cosa possono fare concretamente, alcune scuole si stanno organizzando per raccolte vive, raccolte farmaci, insomma per delle raccolte di beni di prima necessità poi da inviare ai profughi che stanno varcando i confini, ma la si affronta anche dal punto di vista storico e geopolitico, cioè sono anche desiderosi di capire come mai questo dramma della guerra si è comparso nuovamente in Europa, se si poteva evitare, quali saranno le possibili soluzioni nel breve e nel medio periodo. Quindi se ne fa un gran parlare in classe un po' da tutti i punti di vista. Ecco, consigliere, ma ne parlate anche, voglio dire, a livello proprio di incontro, di dialogo fra docente e studenti, oppure per il momento è una situazione che appunto è un parlare, un confrontarsi proprio fra i ragazzi? Cioè sono previste anche delle ore dedicate a questo, di stretta attualità, dei confronti, del dialogo diretto fra l'adulto e i ragazzi? Ma direi proprio di sì. Molti insegnanti hanno interrotto, diciamo, la normale programmazione, lo svolgimento dei programmi canonici proprio per poter parlare di questo e per dare ai ragazzi l'occasione di parlare loro in prima persona di questo tema. Quindi è importante che loro abbiano un po' la cornice, le informazioni necessarie, ma è importante anche che possano esprimere il loro punto di vista, che possano cominciare a decifrare l'attualità, i fatti di cronaca con gli strumenti che hanno a disposizione, e anche, voglio dire, possono avere un momento di confronto anche di tipo emotivo, perché poi queste notizie, soprattutto dopo 2 anni di pandemia, mettono anche una sensazione di instabilità, di pericolo, di incertezza, di paura del futuro. Hanno di fronte a loro il tema, insomma, dell'ambiente, del surriscaldamento globale, che già li intimorisce per come potrà essere il futuro. La pandemia ha introdotto un ulteriore elemento di incertezza. Dobbiamo rassicurarli da un certo punto di vista, che comunque, insomma, poi la speranza non viene mai meno, ma anche dar loro modo di capire che i problemi poi possono anche trovare delle soluzioni. Quindi questo è un po' l'approccio che si cerca di avere nelle classi. Stiamo vivendo una situazione veramente critica, veramente molto molto critica. Le faccio una domanda da ex sindaco: come si sta gestendo la questione dei profughi nel territorio? Allora, io che siamo in una fase proprio assolutamente iniziale, a me pare che il territorio bassano, ma anche i comuni contermini, si stanno muovendo abbastanza bene. So che sono stati coinvolti dei soggetti del privato sociale, associazioni cooperative,
che da tantissimo tempo hanno maturato esperienze e competenze nell'accoglienza dei profughi che di volta in volta sono arrivati dai contesti geografici più disparati. Per cui credo che insomma ci si sia messi nell'ordine di idee di fare un'accoglienza iniziale buona. Poi verrà il momento di pensare all'accoglienza del medio-lungo periodo. Ecco, molti di noi ci stanno interrogando in questo momento circa il futuro non immediato ma un po' più distante nel tempo di questi profughi. Ci sono molte donne con bambini che arrivano qui, che sanno che hanno già perso il marito, ad esempio, quindi c'è un marito e un papà che non c'è più e che forse hanno perso anche la casa. Ecco, io credo che una percentuale considerevole, che non so dire adesso, ma sicuramente una percentuale di questi nuclei familiari sono destinati a rimanere qui, e allora non si tratta soltanto di trovare il materasso, il letto, i beni di prima necessità, un luogo fisico, un'abitazione dove accoglierli nel breve periodo. Probabilmente dovremmo anche mettere in piedi poi dei progetti di integrazione, di inserimento lavorativo, scolastico, per una certa percentuale di questi nuclei anche nel medio-lungo periodo, e questa sfida normalmente è più difficile perché viene anche meno poi la carica emotiva da parte delle popolazioni, e bisogna che poi insomma il buon cuore duri nel tempo, sì. E che la politica sappia poi fare progettazioni di medio-lungo periodo. Sì, la fiamma insomma della solidarietà deve rimanere accesa, è compito sicuramente della politica. Noi adesso però non ci fermiamo per 2 minuti di pubblicità, rientriamo fra poco ancora con il nostro ospite, il consigliere comunale Riccardo Poletto, per parlare di cultura, di turismo. Insomma, abbiamo ancora un paio di domande da riservare al nostro ospite, tutto questo fra 2 minuti. 12:46, bentornati in diretta con il nostro Focus TG. Siamo ancora in compagnia del nostro ospite, il consigliere comunale Riccardo Poletto. C'è qualche altra domanda, Alex, che volevi porre? Approfittiamo insomma della presenza, della disponibilità del consigliere Poletto qui nel nostro studio per una tematica che è strettamente bassanese, ma è un concetto che un po' vale per tutte le città, per tutti i nostri paesi del Veneto, paesi ricchi di cultura, ricchi di bellezza. Consigliere, una delle ricette per uscire da questa crisi economica potrebbe proprio essere quella di puntare tanto sul rilancio del turismo, sul rilancio della cultura. Insomma, adesso anche abbiamo sentito nei giorni scorsi le agenzie di viaggio che vedono un futuro più roseo, insomma, sì, meno difficoltoso, no? Sei stata proprio tu, sì, Sharon, a occuparti molto positivi di questo. Ebbene, però Bassano sembra avere un po' delle zavorre, sembra stentare un po' nel decollo in questa direzione. Una delle piaghe, insomma, che tutti conoscono, anche chi appunto non è bassanese, è quella del teatro Astra, ad esempio, no? Una problematica che ci si trascina da tempo e che insomma adesso però è ora di risolvere. Come stanno le cose? Io sono d'accordo sul fatto che il potenziale turistico-culturale di Bassano, di questo territorio pedemontano veneto, è enorme, insomma, lo dicono studi da molto tempo. Bassano è al centro, è al cuore della pedemontana veneta, che ha delle caratteristiche turistiche con un potenziale altissimo, quindi che ha uno spazio di sviluppo molto elevato, più della montagna, più del mare, che già insomma segnano un po' di saturazione. Ci servono 2 cose fondamentalmente: le cose da offrire, quindi le possibilità, le cose da vedere, le esperienze da fare, gli spettacoli, oppure anche penso al turismo legato allo sport fluviale piuttosto che altre cose. E serve vendere bene le cose che si possono fare. Da questo punto di vista c'è stata purtroppo negli ultimi anni una battuta d'arresto nel percorso di marketing territoriale, perché è chiaro che Bassano da sola difficilmente offre la possibilità di pacchetti turistici di più giorni. Ne abbiamo molti escursionisti che vengono la mattina e poi se ne vanno la sera. Dobbiamo aumentare il numero di turisti. Questo lo si può fare mettendosi insieme con tutto il comprensorio, con un'area un po' più vasta, e predisponendo dei veri e propri pacchetti turistici in cui mettere dentro quello che già c'è,
quello che già si fa, ma che va semplicemente messo assieme e presentato molto bene lì dove si vanno a intercettare i grandi flussi turistici. Teatro Astra è come dire, importantissimo da questo punto di vista, perché una delle offerte culturali più importanti della nostra città è quella legata agli spettacoli. Opera estate appunto nel periodo estivo, ma anche nel periodo invernale col teatro, con altre iniziative. Attualmente vengono fatte queste iniziative culturali negli spazi che ci sono, quindi adattando gli spettacoli a quello che c'è. Un teatro prestigioso come Teatro d'Astra permetterebbe di farlo in maniera decisamente migliore e anche in una location che già di per sé sarebbe attrattiva. Il disastro che è accaduto l'estate scorsa, quindi quel crollo terribile di una parte del tetto, deve essere colto come un assist per poter entrare in possesso del bene, quindi per poter fare pressioni importanti sui privati affinché lo cedano al comune e avviare il percorso di ristrutturazione. La possibilità di tornare a fare mutui che il comune oggi ha, che non c'era una volta col patto di stabilità o comunque con altri legacci finanziari, permetterebbe, non in tempi rapidissimi, ma insomma nell'arco di alcuni anni, poter effettivamente riconsegnare questo bene alla città, e sarebbe poi, credo, anche traino per tutto l'affaccio di Viale dei Martiri, in cui anche altri edifici hanno bisogno di ristrutturazione. Ma noi sappiamo che poi quando in una zona di parziale degrado si rilancia un edificio molto importante, poi anche il valore degli altri edifici tende ad aumentare, a invogliare ulteriori ristrutturazioni. Assolutamente, e allarghiamo un attimo il discorso, ci spostiamo da Viale dei Martiri, per chi non lo conoscesse, insomma è il luogo dove appunto ha sede il Teatro Astra a Bassano, subito a pochi passi dal centro storico, e qui il discorso, parliamo di Bassano, ma questo veramente è un discorso che possiamo fare a 360 gradi, quello dei centri storici che stanno soffrendo in maniera importante, insomma, questa crisi economica. Dopo 2 anni di pandemia, poi. Assolutamente, non è solo la pandemia, insomma, è un problema che ci si porta avanti da tempo. La ricetta, anche in questo caso, consigliere Poletto, per rivitalizzare un pochino i centri storici, quale potrebbe essere? Ma io credo che una ricetta vincente sia difficile trovarla, però degli ingredienti si possono individuare. Innanzitutto bisogna portare in centro le persone, la gente deve frequentare il centro, poi quando il centro viene frequentato, di conseguenza sia gli esercizi ricettivi ma anche gli esercizi commerciali avranno la possibilità di avere una clientela maggiore, e bisogna un po' per certi versi copiare da quello che fanno i centri commerciali, quindi eventi, nomi importanti, attività culturali a tutti i livelli che possono riempire le piazze ogni fine settimana, possibilmente anche durante la settimana, in modo tale che poi la gente che fruisce il centro storico possa incontrare anche l'offerta commerciale che in centro storico c'è. E qui ci deve essere un'alleanza però da parte di tutti. Io mi rivolgo ovviamente all'amministrazione comunale, ma anche a chi in questo momento possiede un locale che da anni e anni è sfitto. Bisogna anche riuscire a proporre a chi ha delle idee interessanti degli affitti agevolati degli affitti calmierati, perché è triste vedere negozi chiusi da molto tempo, per molti anni, che ovviamente non soltanto non portano reddito, ma sono anche una spesa, perché poi le tasse sull'immobile le paghi comunque, e a volte risulta ai più incomprensibile il motivo per cui non ci si accontenta di un affitto più basso piuttosto di lasciare il locale vuoto. Quindi ci deve essere un'alleanza un po' di tutti i protagonisti per fare fruire il centro storico da molte persone. Poi quando arriveranno le persone, di conseguenza anche i negozi funzioneranno. Un'idea che avevamo cominciato a portare avanti e che pure si è un po' interrotta è quella anche di riportare alcuni servizi in centro storico. Si prevedeva di portare sia l'INPS sia l'Agenzia delle Entrate, che quindi quotidianamente uffici, insomma, sì. Certo, creare una cittadella di servizi, perché anche i servizi poi portano una fruizione quotidiana, e quando io in un luogo ci vado per vari motivi e trovo l'articolo interessante in vetrina, facilmente entro e facilmente anche lo compro. Tu vai a fare shopping, Sharon, in un centro storico? Sì, certo. Tu? Allora, io vado a prendere il caffè, visto che
non è aumentato insomma il prezzo del caffè, io vado a prendere il caffè. Allora noi ringraziamo il consigliere comunale Riccardo Poletto per essere stato nostro ospite, nostra compagnia. Torni presto. Certamente, grazie a voi, buona giornata e buona prosecuzione. La aspettiamo, noi adesso andiamo avanti, Sharon, con che cosa? Con la crisi economica, perché è una crisi che riguarda soprattutto l'economia capillare, l'economia territoriale e quindi anche gli allevatori del Veneto. Vediamo il servizio. Ce ne sono già che hanno chiuso. C'è anche chi non lo può fare, capiamo benissimo, perché chi ha investito tantissimo, chi si è indebitato non è che può fare quello che vuole, è condizionato dal mercato. Il problema è che abbiamo iniziato a entrare nel tunnel prima del Covid e non stiamo vedendo ancora la luce. Difficoltà di reperire materia prima agricola, costi energetici per i processi industriali alle stelle e poi dubbi sulla tenuta dei consumi. Per gli allevatori, di fronte a costi così fuori mercato, il prezzo del latte è destinato ad alzarsi, dove parallelamente, come denunciano i produttori di mangimi, la mancanza di materia prima agricola sul lungo periodo, la disponibilità è limitata solo a 20 giorni, renderà inevitabile il blocco della produzione, con conseguenze pesantissime per gli allevamenti che dovranno abbattere gli animali. La profezia è funesta. Per Aprolav la situazione può anche peggiorare. Se il sistema industriale di trasformazione lattiero-casearia si contrae, ora si contrae per sempre. Quando una stalla chiude non apre più, insomma, ecco, e quindi il nostro futuro è segnato anche dalla filiera, da chi deve capire che l'allevatore non può essere sempre l'ultima ruota del carro, ma deve essere trattato come una componente di questa filiera. Mais è raddoppiato, la soia non viene nemmeno più consegnata, sopravvive solo chi ha stipulato contratti già in essere. Noi importiamo solo il 13% di petrolio dalla Russia, quindi non vorrei che ci fosse anche una speculazione in questo senso, perché alla fine il gasolio agricolo deriva dal petrolio. E quindi sono cose che ti fanno meditare, che ti fanno pensare, che ti fanno capire che molto probabilmente noi siamo in questo momento un ostaggio di chi sta speculando nei nostri confronti. Eppure nella bilancia dell'agroalimentare la filiera del latte resta al primo posto in Italia, come in Veneto. Solo nel comune di Chiarano, su 182 aziende produttrici di latte, ne sono sopravvissute 4. Il Veneto 20 anni fa aveva 43.000 stalle, oggi sono meno di 2.500. Se non c'è latte, naturalmente non ci saranno le lavorazioni, si creerà disagio anche per quello che riguarda l'occupazione, ma queste cose secondo me il politico, quello che conta in questo momento, non le capisce. E allora abbiamo avuto ospite qui con noi, insomma, fino a pochi minuti fa, l'ex sindaco di Bassano, Riccardo Poletto. Parliamo proprio di una questione che riguarda Bassano, perché in questi giorni, in queste ore, sono arrivati in città tanti profughi in fuga dall'Ucraina, più di 150. Vediamo come sono stati accolti e come sono stati alloggiati. Oltre 100 fra donne e bambini provenienti dai territori di guerra sono arrivati a Bassano in queste ultime ore. Storie di una vita sconvolta, di una quotidianità persa, di un futuro da ricostruire. I viaggi, organizzati da OTB Foundation insieme all'associazione, il Ponte di Mice e il CSV di Vicenza, trasportano speranze e paure per chi è rimasto lì a combattere, per chi è rimasto lì a sopravvivere. Stiamo preparando un altro viaggio e altri 2 viaggi, cioè è un continuo perché le richieste sono tante. Avevamo delle liste con nomi, cognomi, non numeri ma persone. Quando prendiamo le liste in mano viviamo delle grandi emozioni, perché quando ci comunicano che delle persone non possono arrivare, bisogna anche avere il coraggio di dire va bene, cerchiamo anche altre famiglie. Credo sia straziante e difficile da descrivere, credo che si debba solo vivere per capire cosa stanno vivendo queste persone, le grida dei bambini, le urla e le corse verso la vita. Il problema principale è quello di superare la frontiera. C'è confusione, c'è tanta disperazione. Per fare 200 metri sono state 13-14 ore, sono stati là. E quando ci siamo visto passare hanno continuato a chiamarci perché avevamo paura che li assassino là. Poi la gioia dell'arrivo in Italia. Come vivere un'avventura, un miraggio. Ecco, siamo arrivati finalmente, applausi, canti, hanno cantato la canzone di Toto Cutugno, sai, sono un italiano che la sanno, no? E dunque è stato un momento anche emozionante.
Stiamo adesso cercando anche un alloggio, anzi abbiamo già trovato degli alloggi per le persone che arrivano oggi, alcune sono di proprietà privata nostre, altre stiamo affittando e ci stiamo muovendo anche per affittare intere strutture come potrebbero essere alberghi o situazioni similari. Noi abbiamo tante richieste e segnalazioni, anzi diciamo anche a voi, se avete persone che avete bisogno che vengano inserite nelle nostre liste, chiamateci, contattateci alla fondazione a info@otbfoundation.org. Sto aspettando, arriva mia figlia con 2 bambini verso lei da Ucraina. La situazione è molto male perché è distrutta la città proprio, anche comune, anche case civili, diciamo, anche non c'è scaldamento, non c'è luce, è molto male. E c'è chi è riuscito con mezzi improvvisati a portare in salvo anche i propri animali domestici. Cincilla, si chiama Cherry. È una nostra gatta, sua gatta. E ora cambiamo pagina per un secondo, andiamo a Vigonza dove ci sta aspettando la nostra Valentina Visentin. La nostra collega che fra poco vedremo collegata con noi in diretta da Vigonza. Eccola qui, buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Alex, buongiorno Sharon, sono da Vigonza, però abbiamo appena concluso un'importante conferenza stampa in azienda ospedaliera a Padova perché domani è stata istituita la prima giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sociosanitari e si è fatto il punto su quella che purtroppo è una situazione davvero emergenziale perché da prima della pandemia ad oggi sono aumentati in maniera davvero importante le aggressioni ai danni di medici e di operatori sociosanitari e di infermieri. Pensate, solo nell'azienda ospedaliera di Padova nel 2019 sono state appena 20 le aggressioni contro le 86 registrate nel 2021 e solo nel pronto soccorso nei primi mesi del 2022 ci sono state 4 aggressioni. È cambiato completamente l'atteggiamento della gente nei confronti dei medici che prima venivano chiamati eroi nel periodo iniziale della pandemia e oggi vengono utilizzati come capro espiatorio. Per questo hanno detto dai vertici dell'azienda ospedaliera è importante educare la gente al rispetto dei medici, visto che i medici sono in prima linea proprio per curare e per offrire un servizio alle persone. La pandemia purtroppo ha contribuito ad esacerbare questa situazione, ma molto si può fare. Infatti in conferenza stampa era presente anche la Polizia di Stato che ha promesso che verrà mantenuto il presidio ospedaliero e si sta lavorando anche per portare un presidio della Polizia di Stato anche all'ospedale Sant'Antonio, che è l'altro nosocomio che fa parte dell'azienda ospedaliera Università di Padova. Dicevamo che le aggressioni vengono soprattutto nel pronto soccorso, che diciamo è il front office dove tutti arrivano e solo nel 2022 nei primi mesi ci sono già state 4 aggressioni. È difficile denunciare perché ci hanno detto molti medici non vogliono denunciare perché fa parte del loro lavoro, ma non è giusto e infatti la Polizia di Stato ha detto che dal 2020 si procede d'ufficio, quindi per chi viene aggredito non è necessaria la denuncia di parte ma si può procedere d'ufficio, proprio come avviene anche con il codice rosso per la violenza sulle donne, ma è importante fare sensibilizzazione. Da qui Alex e Sharon vi posso anche dire i dati del Covid, dell'andamento della pandemia in provincia di Padova. Purtroppo nelle ultime 24 ore si sono registrati più di 900 nuovi casi a Padova. Se il numero dei contagi rimane stabilmente medio-alto, si continua invece a calare la pressione sui reparti. Ci sono solo 3 ricoverati in terapia intensiva ed sono stabili a circa una quarantina invece le persone ricoverate in area medica, quindi l'area più meno urgente, e molti sono Covid per caso, quelli che vengono ricoverati in pronto soccorso in ospedale per altre patologie ma poi al tampone risultano positivi, quindi l'appello è stare ancora molto attenti, usare tutte le cautele come le mascherine e il distanziamento. Grazie mille Valentina, grazie. Grazie alla nostra collega Valentina Visentin, buon lavoro, la lasciamo alla sua attività giornalistica. Deve insomma preparare tutto quello che poi vedremo nel corso delle nostre edizioni serali dedicate all'informazione. Rimarrei a Padova. Io andrei in pubblicità. Va bene, allora. Piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo a Padova. A dopo.
13.07, bentornati in diretta con il nostro Focus TG. Alex, di cosa parliamo adesso? Io direi approfittiamo del fatto che la nostra collega Valentina Visentin ci ha dato uno spaccato sui numeri della pandemia per quello che riguarda appunto la zona di Padova, l'area padovana. Noi adesso, come di consueto, come d'abitudine, vi mostriamo la fotografia generica di come stanno andando le cose in Veneto. Dacci grazie. buone notizie. Beh, insomma, le buone notizie, Dacci buone notizie. io ci provo, sono i report di Azienda Zero che riassumono un pochino le ultime 24 ore di epidemia nella nostra regione. Beh, insomma, il delta dei casi positivi, Sharon, rispetto a ieri è grosso modo stabile, 4.461 i nuovi positivi intercettati nelle ultime 24 ore, che fa alzare il numero dei casi attualmente positivi quasi a 51.000. Per qualche giorno eravamo scesi sotto il muro dei 50.000, adesso saliamo di poco, però andiamo a vedere gli altri numeri importanti, insomma, di questa tabella, perché come ci anticipava la nostra collega Valentina Visentin, aumentano un po' i positivi ma diminuisce la pressione ospedaliera. E infatti guardate, altri 10 ricoveri in meno per quello che riguarda l'area non intensiva, quindi i ricoveri in area non critica, e scendono di 4 anche le terapie intensive. Quindi insomma una situazione sicuramente stabile, in insomma una chiave di lettura che va vista un po' con aumenti dei contagi, ma diminuisce la pressione ospedaliera. Purtroppo dobbiamo segnalare anche oggi il decesso di 6 persone causa Covid nelle ultime 24 ore. Non Sharon, è ancora finita. Ancora no, però questo è importante sottolinearlo, ricordarlo sempre, di continuare a non abbassare la guardia. No, bisogna stare molto attenti ancora. Comunque Alex, cambierei pagina ancora, almeno per poco. E prima abbiamo parlato dell'arrivo dei profughi a Bassano del Grappa, invece adesso ci spostiamo a Padova e vediamo com'è la situazione. 3 donne, mamma, nonna e bisnonna, e 3 bambini e ragazze. Arriva da Kiev questa famiglia scappata dall'Ucraina martedì e approdata a Padova dopo un viaggio in auto e bus dalla Romania. Non si fermeranno in città. È il primo gruppo familiare assistito dall'ambulanza che da poche ore è ferma nel piazzale della stazione di Padova, come ci racconta il volontario della Croce Verde Alfredo Drago. Il primo gruppetto, prima è venuto un singolo separatamente, questo gruppetto è commovente. Da quello che abbiamo capito sono 4 generazioni, bimbi, nonna, mamma, eccetera. Sono di passaggio qui, devono andare a Bergamo, e quindi noi abbiamo risposto come Croce Verde la risposta alla richiesta dell'USL tramite la prefettura per creare questo punto perché possano avere il tampone e quindi poter viaggiare comodamente. Li aiuteremo poi anche a fare biglietti per quello che possiamo. È il volto di una città accogliente quello che conforta questa famiglia. Il bambino piange quando gli fanno il tampone. Persone informate, consapevoli. Sapevano di questa cosa, quindi hanno aderito volentieri a questo fatto di avere questa certificazione che evidentemente gli permette di potersi muovere comodamente per quello che si può. Da Padova sono diretti a Bergamo, dove li attendono dei familiari, i primi a essere accolti dai sanitari della Croce Verde dell'ULSS di Padova, come spiega il direttore generale Paolo Fortuna. Operativa durante la giornata, quindi 8-20, 7 giorni su 7, la stiamo organizzando appunto per far sì che questa rimanga. Vedremo dopo se l'allocazione sarà appunto questa o all'interno anche della stazione. Qui ci sarà un infermiere e un medico USCA per i referti, aggiunge il direttore Fortuna, ma soprattutto volti accoglienti che potranno dare le prime indicazioni. Intanto continuano i confronti a vari livelli. Se l'accoglienza adesso riguarda piccoli gruppi, ci si prepara anche per un maggior numero di persone. Grande attenzione anche verso i bambini, che noi vogliamo, come dire, il prima possibile collocare anche nelle strutture sia scolastiche che sportive, quindi anche con i miei colleghi stiamo lavorando in questo senso perché insomma si possa anche dare non solo un tetto o quello che serve, ma anche rimetterli in un tessuto sociale. I primi posti sarebbero già pronti nelle scuole dell'istituto comprensivo quinto e settimo della città, ma dalla prossima settimana si riunirà un tavolo per sostenere i piccoli ucraini in fuga dalla guerra, bambine e bambini, ragazzi e donne che la paura e la disperazione le stanno toccando con mano, racconta Alfredo Drago. Vedi negli occhi tante cose dietro, non è facile.
però possiamo farlo e lo facciamo. E continuiamo a parlare di solidarietà, rimaniamo a Padova perché si moltiplicano le iniziative appunto solidali sul territorio. Dalla Croce Rossa di Padova tante iniziative e un abbraccio virtuale e anche concreto a tutti quelli che sono i profughi in fuga dai territori di guerra. La solidarietà è grande, come la voglia di aiutare le popolazioni che fuggono dal conflitto in Ucraina, ma gli sforzi vanno coordinati. Intanto sono pronti a partire i primi volontari della Croce Rossa di Padova su richiesta del Comitato Nazionale. Noi abbiamo già la disponibilità di 2 medici, di 4 infermieri e di 2 autisti. Ovviamente non tocca a noi decidere come e dove vanno impiegati. Noi abbiamo comunicato questa disponibilità al Comitato Nazionale, che ovviamente deciderà. Risorse economiche, raccolta di farmaci, gestione nell'afflusso dei rifugiati. Queste le richieste che arrivano dal Comitato Nazionale. Iniziative in solitaria sono inutili sprechi di risorse. L'invito è agganciare organizzazioni che abbiano una progettualità statualmente riconosciuta. Bisogna ricordarsi che bisogna uscire dall'Italia, bisogna fare dogana, bisogna attraversare frontiere e tutto questo richiede che quello che viene trasportato abbia un'origine chiara, una destinazione chiara e tutto sia chiaramente documentato e soprattutto tutto abbia, come dire, una regia generale. È difficile per il singolo qui, lo è anche per me che pure sono in contatto con la mia associazione, con i livelli, capire dove veramente c'è bisogno di qualche cosa. A queste richieste rispondono i 100.000 euro consegnati dalla famiglia Canella e dai clienti dei supermercati Ali. In 6 giorni abbiamo già raccolto 100.000 anche col nostro contributo, ma questo sarà un inizio di altre raccolte che faremo successivamente e ringraziamo ancora i nostri clienti anche a nome della famiglia Canella. E con l'arrivo di donne e bambini dall'Ucraina scatta anche la macchina dei tamponi e dello screening. Adesso che sono arrivate queste famiglie, queste donne con questi bambini, che procedura c'è da seguire? Allora, la prima cosa che devono fare è un tampone per verificare l'eventuale possibilità di positività da Covid-19. Tutte queste persone hanno fatto un tampone alla partenza in Polonia, no? Però si effettuerà un secondo tampone qui in Italia. Contestualmente avviene una registrazione, con la registrazione viene generata una tessera sanitaria provvisoria che dà diritto a delle prestazioni di assistenza sanitaria e viene programmata la vaccinazione entro 5 giorni dal loro arrivo. In caso di persone che dovessero risultare positive? C'è la necessità ovviamente dell'isolamento e poi della verifica della guarigione. Dovremo verificare le condizioni di alloggio, dare le informazioni adeguate perché venga gestita l'isolamento senza possibilità di diffusione del contagio e seguire, come facciamo anche per gli italiani ovviamente, il proseguo della positività fino alla guarigione. Fino adesso sono arrivate più di 300 persone, comunque oltre questo autobus nei punti tampone dell'ULSS. Stiamo organizzandoci al meglio, no? E stiamo cercando di mantenere una situazione di ordine, facendo in modo di far perdere anche meno tempo possibile alle persone. E abbiamo visto, Sharon, nelle immagini l'arrivo di questi profughi, di queste donne, di questi bambini proprio nel centro tamponi dell'ospedale di Bassano del Grappa. Continuiamo a parlare di ospedali, in questo caso un nuovo ospedale, quello di Arzignano Montecchio Maggiore. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Partita la seconda fase per la realizzazione del nuovo ospedale Arzignano Montecchio. I lavori, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, proseguono regolarmente e la conclusione di tutta l'opera, il cui investimento complessivo è pari a 123 milioni e mezzo di euro, è prevista per agosto 2025. Comporterà per tutto il territorio sicuramente un miglioramento e una evidenza delle eccellenze che già sono presenti sul nostro territorio, un grande supporto anche al centro hub di Vicenza,
una sinergia assoluta tra tutti gli ospedali presenti sul territorio del Lunsotto. Secondo step che arriva a conclusione del primo stralcio, che comprende l'emiciclo nord e il corpo centrale in fase di ultimazione per quel che riguarda le opere di finitura interna. Consiste nella costruzione di un pezzetto di ospedale che ad oggi manca, che viene denominato da noi emiciclo sud, e l'adeguamento dell'ala nord senza l'abbattimento, e per poter invece costruire l'emiciclo sud l'abbattimento dell'ala est, che abbiamo già cominciato a fare alcune demolizioni. Una volta completato, il nuovo ospedale di Arzignano Montecchio Maggiore si svilupperà su una superficie di più di 43.000 metri quadri articolati su 8 piani. I posti letto ordinari saranno 225, ai quali si aggiungeranno 10 posti letto per l'osservazione breve intensiva in pronto soccorso, 12 per il servizio dialisi, 6 per l'obi pediatrico e ostetrico, oltre a 12 posti letto di ospedale di comunità. Opera iniziata nel 2016 e molto attesa nel territorio. Siamo soddisfatti da questo incontro perché appunto ci hanno rassicurato per quanto riguarda appunto la tempistica 2025. Ci fa ben sperare che i lavori, che sono lavori molto grossi, terminino il prima possibile. E Alex, torniamo a Bassano, meglio all'ospedale San Bassiano, perché fino al 31 marzo sarà allestita una mostra speciale dedicata alle donne. Occhi, sguardi, sorrisi, fiori, in una parola bellezza. La bellezza dell'essere umano, la bellezza di tante donne che stanno affrontando con coraggio la malattia e che gridano al mondo la voglia di sentirsi vive, libere di piangere, di avere paura, di soffrire, di disperarsi, di trovare insieme la maniera di rialzarsi anche quando sembra impossibile. Di volti regali, pennellati di quel rosa carico acceso, di una raffinatezza smodata che la stilista Silvia Visconti ha ribattezzato Indian Pink, che ha vestito i corpi delle modelle eccezionali che hanno partecipato al défilé della rinascita che ha animato il Ponte Vecchio di Bassano. Malate oncologiche seguite dall'associazione San Bassiano Onlus, vestite da Raptus and Rose, che hanno preso parte a una sfilata sempre unica, coinvolgente, che a maggio sarà portata a Milano e che ora si possono ammirare in tutta la loro bellezza all'ingresso dell'ospedale di Bassano. Un tripudio di colore, di magia, fierezza, vitalità che questi sorrisi genuini, spontanei, veri, colti dagli scatti di Lucrezia Pegoraro, sapranno regalare sino al 31 marzo a chi entra al San Bassiano. E ieri è stata la giornata del Rene, un'occasione per informare, per sensibilizzare e per prevenire. 10 marzo, giornata mondiale del Rene. In via Verci a Bassano, il personale della nefrologia di San Bassiano e gli operatori dell'Associazione Nazionale degli Emodializzati per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crescente incidenza delle patologie renali e sulla necessità di mettere in atto specifiche misure e strategie di prevenzione. L'incidenza è in fortissimo aumento negli ultimi anni, questo è dovuto sia da una parte all'aumento dell'età media, ma soprattutto anche alla presenza di comorbidità, cioè si vive di più ma spesso si convive con molte più patologie. Anche in nefrologia è fondamentale la diagnosi precoce che consente di rallentare la progressione della patologia, evitando al paziente di dover raggiungere la condizione di malattia renale avanzata che rende necessaria la dialisi. Questo però è appunto il punto a cui noi non vorremmo arrivare, quindi un buon controllo della pressione, delle glicemie in caso del diabete, dello stile di vita, possono permetterci di rallentare la progressione della nefropatia e non arrivare a questo punto. Cosa fare dunque per mantenere sani i nostri reni? Un po' di esercizio fisico, anche semplicemente una bella camminata ogni tanto, soprattutto bisogna tener conto della pressione arteriosa, di controllarla regolarmente, evitare di assumere farmaci quando non prescritti dal medico, soprattutto gli antinfiammatori non steroidei, e
effettuare gli esami del sangue periodicamente e un esame delle urine almeno una volta l'anno. Prima Alex, con il nostro ospite abbiamo parlato dell'importanza della cultura in questo momento storico e quindi andiamo a Cartigliano per far vedere le immagini di questa bella mostra. Il mese di marzo è un mese dedicato alle donne. Per l'amministrazione di Cartigliano ha voluto fortemente questa mostra raffigurante donne e i loro sentimenti. E così nella sala superiore di Villa Morosini Cappello, sede del municipio di Cartigliano, sino a domenica 13 marzo si può ammirare la personale di Luciana Fabris, pittrice di Carmignano di Brenta, che racconta nei suoi quadri il suo percorso artistico ed emotivo. Accanto alle opere e le poesie di Patrizia Mazzotti, che interpretano con i versi le pennellate di Fabris. Da qui è sorta l'idea di una serata interamente dedicata all'arte. È un connubio perfetto di arte, poesia e musica, che sarà qui in Salone Nobile domenica alle ore 18. Di un cammino che viene fatto nello specifico dall'artista e che viene spiegato e illustrato proprio attraverso le sue opere nel corso degli anni. Le opere di quest'artista mostrano la fragilità di noi donne, eppure il filo conduttore è la donna forte che comunque vince su tutto. Noi dell'amministrazione crediamo fortemente in questi eventi culturali come senso di ritorno alla socialità che purtroppo ci è tanto mancata in questo lungo periodo di lockdown e di pandemia. Come dicevamo, Sharon, il Veneto è talmente ricco di bellezze, iniziative, eventi, manifestazioni, insomma, che uno ha un po' l'imbarazzo della scelta. Allora, chi non potesse andare a Cartigliano può tranquillamente andare in Prato della Valle, a Padova, perché sabato e domenica torna la manifestazione Sapori di Primavera. Padova Città, Istituto Agrario Duca degli Abruzzi. Si sono formate qui e continuano a formarsi qui intere generazioni di agricoltori e allevatori e da qui parte l'edizione 2022 di Sapori di Primavera. I prodotti della terra e delle stalle padovane torneranno con 4 diversi appuntamenti. Abbiamo deciso di toccare 3 città che rappresentano il nostro territorio, la nostra storia, la nostra cultura. Sono città d'arte, città di turismo e per cui partiremo dal Prato della Valle, che è il nostro sito per eccellenza, dove è nata e dove è cresciuta in questi anni Sapori di Primavera, ma poi andremo a toccare la città di Abano Terme, che è la città turistica per vocazione, e poi le città d'arte Montagnana e Cittadella. Si parte sabato 12 e domenica 13 marzo in Prato della Valle. Torna una bella vivacità con tante iniziative in città. Si parte questo sabato e domenica con Sapori di Primavera. Ci permette di avvicinare le belle eccellenze che abbiamo nel nostro territorio, la cultura del settore primario, dell'agricoltura, al consumo che viene poi fatto all'interno della nostra città. Il 3 aprile stand aperti ad Abano, il 10 aprile a Cittadella, il 1 maggio chiusura a Montagnana. Città d'arte e turismo, ma di tradizione agricola, come spiega il sindaco di Cittadella. Un territorio orgogliosamente legato all'agricoltura. L'agricoltura è la nostra storia. Ricordo la Fiera Franca che viene fatta ogni anno alla fine di ottobre, dove appunto è dedicato, una giornata dedicata appunto a quello che è il mondo agricolo, perché da lì siamo partiti e lì comunque vogliamo restare. Viaggiamo un po' nel territorio. Da Padova ci spostiamo a Verona perché c'è stata una scoperta straordinaria nella villa romana dei mosaici di Negrar. La pulizia curata dalla terra, poi la spugnatura con l'acqua ed ecco che appaiono pezzo per pezzo i tasselli colorati, rosso acceso, blu e verde intenso. La nuova sorprendente scoperta nel sito archeologico della Villa Romana dei Mosaici a Negrar, nel cuore della Val Policella, un sito che già in passato aveva regalato sorprese di grande valore storico.
Lo vedete un faggiano, un cesto di frutta e più in là un piccione. Ecco i nuovi mosaici ritrovati qui nella Villa dei Mosaici di Negrar, splendidi, ancora perfettamente intatti i colori. Si tratta di una parte del pavimento che abbelliva verosimilmente il chiostro della parte residenziale della villa signorile risalente al IV secolo d.C. A fare la scoperta gli archeologi della Soprintendenza di Verona diretti dalla SAP, Società Archeologica. Questo tipo di conservazione così fresca, così evidente, con questi colori così vivaci, è una rarità assoluta, resa possibile qui dall'incredibile apporto colluviale di metri di terreno che hanno coperto sopravviventi, diciamo, parte sopravvissuta era la villa e quindi è stata in qualche modo sigillata e non più toccata. Anche l'Università di Padova sta collaborando, analizzando dei reperti del soffitto della villa che secondo gli archeologi è una particolarità davvero straordinaria. Quello invece che si può determinare con più precisione è il motivo del soffitto che doveva essere dipinto, tecnicamente si dice a cassettoni prospettici. Fare un confronto conosciuto, con tutto rispetto, è famoso quello del Pantheon a Roma, questi cassettoni così che danno una dimensione di profondità al soffitto. Qui c'erano anche dei fiori inseriti nei cassettoni perché sono stati appunto visti e recuperati. E siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, però Alex, direi, per chi si fosse perso prima i dati Covid che abbiamo letto, darei una veloce una lettura veloce e allora prima di chiudere riepiloghiamo ancora una volta la situazione, il report Sharon che come ormai tutti i nostri telespettatori hanno imparato a leggere, a conoscere, fotografa la situazione Covid nelle ultime 24 ore qui da noi in Veneto. Ebbene, abbiamo visto anche prima il delta dei casi positivi si comunque mantiene abbastanza stabile intorno ai 4.000-4.500 nuovi casi positivi al giorno, per l'esattezza nelle ultime 24 ore 4.461. Il numero dei casi attualmente positivi in Veneto sale dunque a 50.966, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, per qualche giorno eravamo scesi sotto i 50.000, adesso siamo ritornati quasi a 51.000, ma la buona notizia, Sharon, è che continua a diminuire la pressione negli ospedali, meno 10 i ricoveri in area non critica, meno 4 le terapie intensive. Purtroppo, ancora una volta, dobbiamo commentare con fatica il numero dei decessi, il delta dei decessi che nelle ultime 24 ore fa segnare 6 persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Io direi che è tutto. Direi anch'io. Allora, domani appuntamento sempre alle ore 12 con Focus TG in diretta. Non possiamo che augurarvi buon pranzo, buon pomeriggio e una buona giornata. E una buona giornata a tutti. A domani.